La nostra attenzione è stata molto forte per il primo anno della guerra in Ucraina, poi questa attenzione è svanita. C'è stato, nel libro io racconto i viaggi degli ultimi anni, c'è l'Afghanistan, il 15 agosto a Kabul, il ritorno dei talebani. Per 2 settimane sembrava che l'attenzione degli occidentali, degli europei, degli americani fosse monopolizzata dagli afghani. Poi il nostro sguardo lo abbiamo distolto dopo che è finito il ritiro spaventoso, disastroso, pericolosissimo delle nostre truppe dall'Afghanistan, ma i problemi di quegli afghani che si aggrappavano addirittura alle ali e ai carrelli degli aerei pur di tentare di scappare sono ancora tutti lì. È iniziata una guerra spaventosa dopo l'attacco di Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre, che oggi è una guerra più grande, è una guerra che coinvolge un'invasione nel sud del Libano e che è quella che probabilmente attira di più la nostra attenzione in questa fase, anche se io credo che sia già scemata rispetto ad alcuni mesi fa, purtroppo. Io racconto in particolare una generazione tra Ucraina, Iran e Afghanistan, tra i viaggi degli ultimi anni fino all'uscita del libro, che era settembre 2023, non perché abbia scelto questa generazione prima di iniziare a scrivere il libro, prima di iniziare a viaggiare. Mi è sembrato, per motivi diversi, che fosse quella più interessante per raccontare un contesto, per raccontare uno dei 3 incendi a un pubblico che in questi luoghi non viaggia. In Ucraina i giovani sono protagonisti perché sono quelli della rivoluzione, come la chiamano, di Euromaidan nel 2014, che è stata punita 8 anni dopo da Vladimir Putin, quella svolta che allontanava l'Ucraina dall'orbita di influenza della Russia e l'avvicinava all'Unione Europea con un'invasione totale. In Afghanistan sono le ragazze e i ragazzi che davano per scontato che le femmine potessero andare al liceo e che hanno vissuto il ritorno dei talebani quasi come un'invasione aliena, e sono più adatti quindi a raccontare quel trauma. E in Iran sono i protagonisti della protesta Jinjian Azadi, Donna, Vita, Libertà, che è stata la più grande, più persistente e capillare protesta della storia della Repubblica Islamica dal 79 a oggi. Il consiglio che mi sento di dare è viaggiare per capire meglio cosa succede fuori, che ci riguarda, perché è bello, è interessante, è un'esperienza potente, e anche perché ci permette di apprezzare di più un po' di cose che abbiamo qui e che a volte diamo per scontate.